Ciao a you, ben ritrovati in un nuovo video, benvenuti, se è la prima volta che mi vedete, ciao, io sono Diego, piacere di conoscerti e piacere di conoscerti, che vedo che siete in due. E lei è Checca, un'entità che ride, mangia e dorme. In questo video non vi promettiamo di essere poco prolissi, perché noi dobbiamo parlare di una cosa prima. Ok. Esistono storie che vanno avanti da anni, come la mia con Daniele De Martino, che in qualche modo ci siamo dati reciprocamente, no? Sì. Un po' io, diciamo, facendogli le parodie, ho dato uno slancio e se non lo si ammette si è stupidi. Un po' lui con le sue canzoni mi ha dato un materiale da video commentato. È diventato il cattivo dei videocommenti. È diventato, sì, esatto, una sorta di... come se io fossi tipo... Tu sei Ercole e lui Ade. E uno dice, ma dopo tanti anni io ho la stessa passione nel videocommentare le canzoni di De Martino. La fortuna è che, devo dire, negli anni lo stesso De Martino ha capito il gioco che c'è dietro al videocommento ed è diventato più piacevole da fare. All'inizio molti dicono, ma nessuno ti ha mai detto niente. Daniele De Martino era uno di quelli che nei primi video un poco la fetamma sotto al naso ce l'aveva, gli puzzava un po' la cosa. Poi ha capito, cioè tra le altre cose c'è stato finalmente live, per chi l'ha visto, non so quanti di voi l'abbiano visto, se c'è qualcuno lo scriva nei commenti perché mi fa piacere, dove lui sul palco proprio disse: noi dobbiamo ringraziare quello che fa anche lui, perché in un modo o nell'altro ci fa pubblicità. Vero. Tra questi ci sono personaggi e cantanti che abbiamo conosciuto negli anni, tra cui c'è Benny G. Mamma mia, quanto è cresciuta. Benny G, quando io ho fatto il primo videocommento, era una bambina piccolissima. Ma quanti anni poteva avere? Penso 8 anni. 8-9 anni nei primi videocommenti, che cominciava a fare le sue prime canzoncine. Io, ragazzi, guardando dopo tutto questo tempo, mi rendo conto che il tempo sta passando, ma io mi sto facendo vecchio. Ma questo me lo fa... ma questa è un'altra cosa che me la fate sapere. È colpa di Benny G. No, non è colpa. Lei è il padrone del tempo, no? Però mi fate sapere nei commenti se mi sto facendo vecchio, perché non me ne accorgo. Io secondo me no. Secondo me no. Io non penso. Sei un evergreen. Ah, mamma, tu. Perché abbiamo fatto questo preambolo? Perché la canzone che andremo a reactare oggi si intitola Non lo posso accettare ed è un duetto tra Daniele De Martino e Benny G. Ma tra le altre cose, cosa ancora che è molto affascinante nel mondo della musica neomelodica, è che queste canzoni talvolta seguono un filone logico. Sì, è vero. Quindi questa canzone in realtà è la seconda parte, il continuo dopo anni di un'altra canzone in cui Benny G, che era piccolissima, era geloso di Daniele De Martino, Che era il fratello e che si fidanzava con un altro. In questa canzone invece Daniele De Martino è geloso di Benny G, che sta, diciamo, avendo il suo fidanzatino. È bellissimo, però. È spettacolare. Quindi io direi, come sempre vi ricordiamo di lasciare un commento perché è importante, molto importante. Soprattutto se commentano con... Ma io te l'ho detto che dai, scu. C'è sempre il genio che commenta veramente con queste fa molto ridere. Sì, pure a me. Lasciate punti hype, che ancora oggi non sappiamo la vera utilità di questi punti hype. Ma se si può fare? È gratis e lo facciamo. E Però lasciare un like. posso dire una cosa? Certo. Però i punti hype ne potete lasciare fino a 300. Se stai guardando questo video dal tuo cellulare, No, io non lo sto guardando, sto facendo. va bene, hai la possibilità di commentare e mettere punti hype. Ah, ok. C'è proprio una sezione vicino ai commenti dove ok. c'è condividi. Clicca Ok. punti hype e assegna i punti hype. E successivamente penserai di aver dato i punti hype, ma ne puoi dare 300. Motivo per il quale puoi ricliccare e darle altre 2 volte. Mamma mia, ragazzi, ma questa è una rappresentante dell'Avis. Si zuga tutto il sangue vostro. Basta, dai, andiamo a vedere il videocommento, perché la gente vuole vedere il videocommento. Però a me non me ne fotte chi vuole vedere il videocommento direttamente. Cioè, quelli che vogliono vedere il videocommento direttamente non muoiono bene veramente. Chi muove bene veramente vuole passare pure qualche minuto a chiacchierare con noi. Ed è. Sei pronta, Franco? Ma ti rendi conto di quanto è cresciuta? È vero, mamma mia. Ti rendi conto di De Martino quando è sempre uguale? Anche lui è un evergreen, eh? Ma è assurdo, cioè secondo me sa addormentare freezer, perché si mantiene benissimo. Bravo Dani. Su quasi mezzanotte. Immagina che tu a mezzanotte stai nella stanza tua e tra tuo fratello e me. Su quasi mezzanotte. Oh, che ti è paura.
Dimmi quando stacco, tu già mi mise storto, voglio sapere chi è. Allora io voglio capire adesso se è gelosia o se non mi stai facendo a scavocchi perché magari, capito, capiamo, dobbiamo andare avanti nella storia. Ma te che te non importa, Ma hai sentito pure la voce quando è È cambiata? assurdo. stai zitta e chiura la porta. Ti prego di tacere, da me che vuoi sapere. Comunque posso dire non si risponde così a un fratello maggiore, Cioè, nel senso, Tu vuoi fare che lo che a un vuoi. certo punto hanno detto allora, sta parlando, un attimo da sala giochi a parlare. Vieni un attimo da sala giochi con me. Questa volta dico no, già mi stai facendo impazzire. Ma ragazzi, ma fatele vivere le vostre sorelle, non gli negate di conoscere persone e cose simili, sennò poi diventano delle ciucciopastucce. Chi comanda mo son chi, sono una diva bella e cattiva. Vabbè, però se tua sorella ti dice sono una diva bella e cattiva. Non è mia sorella. Piccolina, sei la mia sorellina. Connetto te lo mangia mattina. Sei molto bella come rima. È normale che lo voglio sapere. Ecco, però perché hanno alternato questa cosa tra parlami in da stanzelletta e in da sala giochi? Pure perché avranno dovuto fare avanti e indietro. È difficile. Capito? Lo devo sapere. E me la davo in da stanzelletta. E tu dici bene, ti voglio bene. Ti dice Benny ti voglio bene. Che lui sente tutto perché Ti lei sta voglio con la bene. voce. Ah, vabbè, però pure tu, sorellina. E metti un guarrail poi. Fratellino, non essere geloso, ti somiglia bello e pericoloso. No, non può proprio essere mia sorella. Cioè, proprio mia sorella non potrebbe essere perché Noemi bello e pericoloso. Diciamo, Noemi frequenta chiese, cose, capito? Un po' più ecclesiastica. Il Signore è il mio pastore. So cresciuto, non so che una creatura. Ah, lui dice pure che hai visto che ha fatto? Lei sono cresciuto, sei stato un morto. Bello e pericoloso. Scema. È normale che pure mi innamora. Esatto, io sono d'accordo su questo. Dani, tu le fa innamorare sta voglio. Non esiste, non pensare, io vi faccio appiccicare. Se ma non budite, sta giura d'amore, papà. La mia bambolina è intoccabile. Pensa a me dici, c'è la mia bambolina intoccabile. Oh droga! Si malata e gelosia, tu sei il primo amore mio. Perché c'è un messaggio tenero. Cioè lei dice sei stato prima amore mio. Però un po' mi fa schifo a pensare. Piccolina, sei la mia sorellina. Hai capito? Ma mo è buffa vivere sti voglio. Tu lo puoi accettare. Io la canzone finirebbe un tiritti. Ma lui l'ha minacciata. Io vi faccio appiccicare. Come? Non lo so. Fratellino, lui è buono come te, nero, bello e sincero. Non è nero. Perché? Benny. No, nel senso, ragazzi, Benny, Chi lo fa se lo aspetta, tu l'hai fatto con tutte, hai visto com'è brutto. Ah, è anche un po' capito. Però in effetti è così. Lei dice tu sei mio fratello, mi hai dato l'esempio. Tu alleccavi le mole alle altre, io mo allecco le mole agli altri. E poi Molami. Sina tu fa con me. Si stai sgonfiando. Se sono già bella è impossibile. Sembra con un complimento a se stessa. E vabbè, questa parte la devo per forza doppiare. vai. Allora, tu sei scema, io ti sto dicendo. Accia miseria, mannaggia. Ma come fai a fare che mole chissà? Che tu tieni sempre sti mole all'accare. Io a pallacanestro non voglio cansarci qua. Ma già fa mangiare a pallacanestro su questo. Chi l'è fatta per me? E beh, alla fine lui, vuoi non vuoi, l'ha dovuto accettare. Esatto, però voglio dire una cosa a Daniele se ci sta guardando. Dilla. Dov'è la parte parlata, Daniele? Wow, Dov'è la parte Allora, parlata? qualcuno per favore cancelli questo video da YouTube, rifallo e mettici una bella parte parlata. Allora scrivi lì cose tue, se solamente gli angeli e tu che sei la mia sorellina ti bacia a tutti, non si fa. La puoi fare tu per favore, dato che lui non l'ha fatta? Va bene, visto che la parte parlata non c'è, allora ce l'aggiungo io. Ti stai facendo veramente grande e viva le mutande. Ma come fai a baciarti gli altri se c'è solamente 4 arti? Se lo potessi chiedere a Dio io lo direi. Non la farà muccare più. Così la Mario. Così, sarebbe stata così. È stato molto bello ritornare su questi passi. Non chiudere il video. Non fare il chiudi il video che io vedo nelle metriche di YouTube che voi quando finisce il video commentate. Ma io che sono la vostra stupida bitch. Che voi venite e mi usate per farvi 4 risate e poi ve ne andate. Venite a sacco. Come si venga a casa vostra che ha fatto una torta, mangia felli torta e poi me lo hack. Maleducatissimo. Si fa così? No. Mo che vi ho intrattenuti qua, io vi vorrei dire. Noi dalla settimana prossima vogliamo riprendere un po' di format nuovi.
io dopo contatterò pure Noemi per vedere se vogliamo fare un nono stato io. Va bene. Potrebbe essere divertente. E in più uscirà un video sperimentale, un nuovo format che voglio provare e vediamo se a voi piace. Che è sempre importante, cioè è vero che deve piacere a noi quello che facciamo, ma se piace solo a noi, che fai? Ci piacciono i filmini, ci apriamo nella casa. Sono stato bravo. Quindi proveremo questa cosa nuova. Spero che apprezziate il fatto che noi con una consistenza ogni giovedì io mi sorprendo, veramente mi sorprendo. Applausi. Sarà che sto facendo terapia e quindi sto bene, ci voleva uno buono per la testa. Finalmente l'ho trovato. Però questo fatto noi ogni giovedì stiamo uscendo, molto bello. Chiuderemo la stagione dei videocommenti anche noi, che a un certo punto c'è Marro Pusacchio. Una cosa bella che mi piacerebbe e che crea quel senso di community è proprio il fatto che eventualmente, perché noi abbiamo perso un po' questo culto di condividere i video, cioè di prendere per esempio il link di questo video e mandarlo a qualche vostro amico che voi sapete che magari potrebbe apprezzare, si potrebbe divertire. Ma piacesse se provassimo a fare sta cosa. Se voi che state guardando il video avete il vostro gruppo di amici e cose simili, gli mandate questo video e dice what the cazzo, quante risate incredibili che mi ha fatto. Che guarda a fare? Non lo so. No, voi non potete vedere, sta così. Vabbè, comunque noi adesso ce ne andiamo perché dobbiamo andare al centro commerciabile. E niente, grazie per aver guardato questo video, per aver lasciato like, commento, punti hype, mi piace, tutte le cose belle del mondo. E mo me ne vado perché poi dovremmo andare anche in palestra, forse. Se ne andiamo domani. Ciao belli! Ciao.